Buon pomeriggio, puntualissimi con una nuova puntata di Qui Mercato. Oggi ne abbiamo Attilio, 10 luglio. Buon pomeriggio a te, ben ritrovato con noi. Un buon pomeriggio a te Anna, un buon pomeriggio a chi ci segue da casa. Come sempre oggi tantissime notizie dal Cosenza al Crotone per passare poi alle big di Serie A. Non ci facciamo mancare niente come al solito. Buon pomeriggio al nostro ospite di oggi, il collega Walter Leone della Gazzetta dello Sport. Walter, dicevo 10 luglio, ancora siamo diciamo nella fase pre-ambolare, possiamo dire così. Generalmente questa dovrebbe essere la fase calda, no? Perché già molte squadre hanno cominciato la nuova stagione, però vedremo cosa accadrà. C'è tempo fino a settembre, poi c'è gennaio. Sì, infatti, di tempo ne abbiamo. Il calciomercato. Infatti lo dicevamo anche l'altra volta con Attilio, insomma, non so se è un bene o un male questo calciomercato più lungo. Attilio diceva per noi forse è meglio, però no, insomma, sinceramente io ho dato una visione egoistica della cosa, io mi diverto facendo questo, quindi più lungo è, forse anche a Natale dovrebbe essere aperto. Certo. Io invece sono Attilio, un giovane brillante che si avvicina a questa professione da un po' di tempo a questa parte. Io invece che diciamo ho qualche annetto in più sulle spalle ti devo dire, caro Attilio, che il mercato è la parte che meno mi appassiona del calcio. È come questo caldo, sfiancante. Perché poi dopo dobbiamo dire colpo del, quando viene fatto è un colpo, poi bastano le prime partite per andare a verificare che quando proprio di colpo non si tratta. Colpo, dice, ma quale colpo? Un colpo in testa? Un colpo... Assolutamente. Walter ci dà pure queste lezioni. No, era giusto perché per poi il mercato è strano, proprio basti pensare, no, che al Cosenza, senza andare molto lontani, che è la realtà che conosciamo meglio, l'anno scorso a gennaio sono arrivati calciatori, addirittura Sciaudone non giocava in C a Novara, certo. E viene a Cosenza e ti fa una seconda parte di stagione dove ha contribuito a cambiare volto alla squadra. Certo. Embalo non giocava a Palermo, aveva difficoltà a giocare a Palermo, viene a Cosenza, per cui si muovono attorno al mercato delle situazioni così complesse, così strane, che poi ecco dove sta secondo me la bravura di chi deve portare i calciatori in una squadra di calcio, andare a individuare l'elemento giusto non solo dal punto di vista tecnico ma anche psicologico, proprio come persona da inserire in un ambiente dove si opera. La famosa capacità di guardare oltre, no? Sì, giusto. Anche per ambiente, anche per situazioni, però è qui la vera abilità del direttore sportivo. Devo dire che non è difficile ambientarsi, chiunque sia venuto. Anche se però chi viene difficilmente lascia l'ambiente, e quando lo lascia lo fa sempre a malincuore, anzi in molti casi ci resterebbe volentieri. Sì, possiamo dire che insomma Cosenza è una piazza ambita per l'ambiente, poi bisognerebbe chiedere insomma a loro se peraltro va bene così. Bisognerebbe chiedere ai calciatori, bisognerebbe chiedere ai procuratori, agli agenti, se proprio è vero così, perché ripeto, per quel poco che mi capita di fare di calciomercato non è che poi ci siano tutte queste grandi soddisfazioni. È chiaro che chi conosce l'ambiente Cosenza, e sfido chiunque, come un po' in tutte le piazze del sud, vedere questa passione, vedere questo calore, poi quando le cose vanno bene, vedere così tanta gente allo stadio, è chiaro che un calciatore fa sempre più piacere giocare davanti a 8, 9, 10 mila spettatori e non i 3, 4, 500 che ci sono in molte piazze, anche in qualcuna di Serie B, perché abbiamo visto le medie spettatori, ci sono piaze dove... Da quel punto di vista il Cosenza ha fatto la voce grossa e chiamandolo 12° uomo in campo, chi chiamava, chi regalava questo appellativo ai tifosi del Cosenza certamente non sbagliava. Walter, il DS Trinchera, dobbiamo dire che in effetti l'anno scorso insomma, è iniziato un po' a rilento la campagna acquisti, però il Cosenza è riuscito a raggiungere prima della fine del campionato la salvezza. Adesso forse quello che chiedono i tifosi è un passo in più, non solo al direttore sportivo ma soprattutto al presidente, insomma, di arrivare almeno a raggiungere quei ambiti play-off.
Guarda, ci hanno fatto il sapore, la bocca, ecco, sì, possiamo dire sì. così. Tipo. Alzare la famosa asticella, no? Come si usa nel linguaggio moderno, bisogna alzare l'asticella. È chiaro che lo scorso anno credo che se uno guarda indietro, si guarda un po' indietro, fino a prima che si giocasse la partita di Crotone avevano già pronti il nuovo allenatore, aspettavano che il direttore sportivo si dimettesse. Certo, c'era un po' di Poi critica. nel finale di gara arriva la zampata di Idda, arriva la gara di esordio di Perina, tenuto per tantissimo tempo in panchina. nemmeno in Fuori panchina, rosa. proprio da parte. E poi c'è stata la svolta del campionato, al di là di quelli che sono stati poi gli aggiustamenti fatti nel corso del mercato di gennaio. Poi alla fine, sai, è stato fatto, come ha detto più volte Braglia, è stato raggiunto un grande traguardo, se vogliamo anche, forse è un po' esagerato dirlo, ma un vero e proprio miracolo sportivo, certo. perché guardandosi indietro all'inizio si è fatta molta fatica, ti sei salvato con largo anticipo, ecco. Per quello che è successo, probabilmente il tempo che c'è stato non sei riuscito a sfruttarlo per poterti in qualche modo organizzare meglio, diciamola così. È chiaro che poi quando arrivi nella fase calda del mercato, il Cosenza, ne parlavamo prima con Attilio, non può andare a competere anche con club di Serie C. Io quando ho letto il nome di Martinelli, che è un calciatore che a me è piaciuto, me lo ricordo dai tempi del Messina, a me è sempre piaciuto. Quando ho saputo che ci poteva essere la possibilità di portare Martinelli a Cosenza, è bastato poco, perché questi sono calciatori che viaggiano a determinate cifre, che certo. qui al momento non esistono. Arriva la squadra di Serie C e lo accontenta, perché intravede nel calciatore la persona che lo stesso nelle ultime ore Monaco aiutatemi perché io non sono molto esperto. Attilio. Monaco del Perugia, che ha avuto una stagione molto travagliata, non ha giocato, però ti arriva il Catania in Serie C, caro Cosenza, il mio ingaggio è questo, lo facciamo? No, ok, arrivederci, grazie. Non è che Preferisco... poi si ci pensa... Certo, no, poi lo scenario è effettivamente quello. Walter ha dato comunque modo, Monaco giustamente raccontando perfettamente, fotografando la situazione, è un obiettivo del Cosenza, ma il Cosenza, come raccontavamo ieri, non ha fatto quei famosi passi in avanti in grado di far sì di poter raggiungere finalmente l'accordo con il calciatore. C'è il Catania, piace anche a diverse formazioni, benissimo anche raccontando la trattativa e lo sviluppo per Martinelli, c'è stato il contatto con l'entourage del calciatore, Martinelli che si è liberato a parametro zero dopo tutti i disastri di Casafoggia, il Catanzaro ha raggiunto l'accordo in men che non si dica, un Catanzaro assolutamente scatenato che ha chiaro gli obiettivi per il futuro, ma la situazione oggettiva dei fatti è questo, il Cosenza ha raggiunto un accordo per Trovato, si sta studiando la formula maggiormente giusta con la Fiorentina, il Cosenza ha raggiunto l'accordo anche per Sciaudone, due rientri probabilmente auspicati dallo stesso Braglia che però finalmente possono essere completati a stretto giro di posta. Certo, non è quello che i tifosi si aspettano, non è il famoso calciatore in grado di spostarti gli equilibri, ma è chiaro che con pazienza, con sagacia, con mestiere e anche con furbizia il Cosenza deve comunque confrontarsi con realtà assolutamente fuori portata. Facevamo nei giorni scorsi l'esempio del Bari, che è arrivato a prendere calciatore come Antenucci, che viaggia a cifre spropositate probabilmente per il 60% di tutti i club di Serie B, 300.000 euro netti a stagione per 3 anni, budget da 10 milioni di euro, probabilmente andrà messo un tetto, ma è difficile anche competere con chi si appresta a voler spendere anche, mi viene in mente la Regina, mi viene in mente il Catania, il Catanzaro, il Bari sarà sicuramente di passaggio, ma così rischi, secondo il mio modesto parere, anche di falsare un attimino il campionato. A proposito di Cosenza, Walter, c'è proprio un articolo di Tutto Mercato Web dove ovviamente si parla delle probabili formazioni al giorno d'oggi, cioè in questa data 10 luglio, e il Cosenza viene diciamo identificato così, con Saracco, Corsi, Capela, Idda, Legittimo, Bittante, Varone, Mungo, Bruccini, Perez e Litteri.
insomma un Cosenza un po', possiamo dire, troppo poca cosa. Invece il Crotone lo andiamo a vedere insieme: Cordaz, Rutten, Golemic, Spolli, Milic, Zanellato, Benali, Barberis, Nalini, Simi e Firenze. Insomma, siamo al 10 luglio. Credo che più che Saracco lì c'è Perina, no? Ci sarebbe Perina, poi i tre centrali non penso. Lì hanno fatto un 3-5-2 messo in modo un pochettino, ci sono 4, Sì. 5, 6, 7, 8, no. Vabbè, hanno messo, diciamo, quelli no, che erano... Corsi ancora eventualmente nel 3-5-2 giocherebbe per Bittanti a destra, Sì. poi c'è Dorazio a sinistra, i tre centrocampisti purtroppo sono quelli, anche perché non ne hai Numericamente altri. alla mano, numericamente sì. sono quelli. C'è Mungo che potrebbe fare un po' il play, e poi le due mezze ali che sarebbero Varone, che rientra dalla Carrarese, più Bruccini. Gli attaccanti ne abbiamo soltanto due, che sono Perez e Litteri, per cui se poi volessero, io una volta facevo il centravanti con la squadra dei giornalisti. Tu ti proponi? Sì, mi propongo. Va bene. Qualche chilo in meno. Però era un centravanti pesante, d'aria di rigore devi pesante. Però hai visto Devi pure- iniziare anche tu la preparazione stagionale, per cui quindi sei solo in difesa giustificato. mi pare che ci siano due alternative, che sono uno Bittante, perché se Corsi sta bene credo che Braglia punti più sul capitano che su Bittante, Tiritiello che rientra dal prestito, per cui la situazione quasi è una formazione obbligata ad oggi. Non ci sono scelte. Sempre che non vada via Mungo, perché so che Mungo Sì, c'è il è un Teramo po' gli sta facendo una corte spietata. I famosi ponti d'oro, no? I Come si famosi diceva una ponti volta. d'oro, come si dice in questi giorni di mercato. Andiamo a vedere le breaking news di oggi. Siamo un po' dilungati nella prima parte, insomma abbiamo ribaltato un po' la scaletta. Ma va bene così, anche Va bene perché così, è bene. credo che la situazione di Casa Cosenza vada presentata per la realtà dei fatti, che è oggettiva. Le difficoltà numeriche ci sono, ma i lavori procedono a rilento, però procedono. Ieri abbiamo analizzato anche in maniera breve, abbastanza sintetica, quali sono le difficoltà che il direttore sportivo Stefano Trinchera logicamente sta riscontrando allestendo la rosa, vuoi per il budget ridotto e vuoi per la concorrenza spietata. Allora partiamo con le breaking news di giornata, che riguardano essenzialmente un argomento toccato poc'anzi. Il Cosenza ha un accordo controvato di massima, il calciatore ha dato il suo assenso al ritorno in Rivalcrati, manca solamente da stabilire la formula maggiormente indicata con la Fiorentina per il ritorno di Trovato alla corte di Piero Braia, stagione quella scorsa sicuramente sfortunata, e tanta voglia di rivalsa da parte del centrocampista. Crotone, priorità alla difesa, abbiamo fatto un nome nel corso dei giorni scorsi dalle colonne di tuttob.com, avanza il profilo di Ron Jansen per la difesa, difensore olandese svincolato, classe 1994, svincolato dopo varie avventure in Olanda, quindi sulla falsariga di Rutten. Il Crotone potrebbe pescare nuovamente all'estero, e poi la Vibonese che ha confermato in toto, è arrivato anche il crisma dell'ufficialità, il nucleo di squadra che tanto bene ha fatto nella scorsa stagione, in particolare Rezzi e l'attaccante Bubas, in attesa ovviamente di sciogliere il nodo allenatore. Ad oggi, da quanto ci risulta, sarebbero in risalita continua le quotazioni di Giacomo Modica su Antonino Asta, ma continui ribaltoni sulla panchina della Vibonese per il dopo Nevi Orlando. A proposito di Cosenza, così chiudiamo la parentesi che riguarda i lupi, andiamo a vedere proprio la grafica che riguarda il calciomercato del Cosenza, un Monaco in difesa, punti interrogativi. Fedele. Abbiamo voluto giocare su questo aspetto. Il difensore sicuramente vuole rilanciarsi, ci sono contatti continui, come recita la nostra grafica, con l'entourage per sondare la disponibilità. Un calciatore che, come diceva benissimo prima Walter, ha bisogno di rilancio, anche in questo caso ha voglia di rivalsa, percepisce un grosso ingaggio. C'era la Salernitana pronta a strapparlo dal Perugia nello scorso gennaio, ma al momento il Cosenza è tra i club che l'ha richiesto al proprio entourage. Non sarebbe un problema raggiungere un'intesa con il Perugia, che l'ha messo ai margini, un po' come altri 2-3 calciatori, come lo stesso Kingsley, che ha giocato, ha militato tra le file del Perugia nella scorsa stagione, ma ricordiamolo, è di proprietà del Bologna, lo abbiamo presentato ieri, piace sia a Cosenza che a Crotone il profilo del giovane classe 99, che ricordiamolo in quel famoso
Cosenza-Perugia, entrando dalla panchina ha letteralmente spaccato la partita in favore degli uomini allora allenati da Alessandro Nesti. Prima di parlare del Crotone, Walter, volevo chiederti, leggevo proprio questa notizia della Salernitana, asse di mercato con la Lazio, un po' mi fa ridere, insomma, è una cosa tutto in famiglia, possiamo dire così. Ecco, un bel titolo ha dato Anna, tutti in famiglia, ci sta. Tutto in famiglia, vabbè, lasciamo perdere. Qui si dovrebbe aprire una parentesi che la si aprirebbe oggi per poi chiuderla, passare per un po' di mesi. No, quale asta in famiglia? No. Solo lo titolo può dire queste cose. Certo, invece parlando di Crotone, Walter, come la vedi la squadra di Stroppa? Hanno deciso di riconfermare questo allenatore, quindi hanno ridato fiducia come l'anno scorso, erano partiti con Stroppa, poi in corso d'opera c'erano stati un po' di variazioni sul tema, possiamo dire così. Guarda, credo che probabilmente a Crotone lo scorso anno il fatto che si trattasse di una squadra retrocessa magari si pensava che potesse bastare poco per ritornare in Serie A, invece si sono resi conto che la Serie B è tutta un'altra storia. Poi evidentemente anche le novità all'interno della società, tutta una serie di situazioni nuove, quando fai la bocca a qualcosa di dolce, di buono, ecco, più che di dolce, poi diventa un po' non semplice adattarsi a un nuovo pasto. E in questo caso la Serie B, poi alla fine Stroppa credo che se lo sia meritato sul campo essere riconfermato, perché a un certo punto della stagione, quando si andavano a fare i classici conteggi, i calcoli, il Crotone era una di quelle squadre che veniva già data per per retrocessa. Poi invece ha inanellato una serie di risultati importanti, credo che Stroppa abbia grande merito in quello che è successo, e la conferma se l'è meritata sul campo, e sono convinto che quando si parte da basi così, con esperienze già maturate l'anno prima, ci sono i presupposti magari per fare qualcosa di diverso e sicuramente di meglio rispetto all'anno prima. Attilio, leggo proprio sul sito del Crotone che è il compleanno del Presidente Facciamo Renno. gli auguri al Presidente che da tanti anni alla guida della società, con tanti sacrifici, tanta passione, tanta abnegazione, ha preso in mano il Crotone in un momento probabilmente delicatissimo in cui chiunque altro avrebbe mollato, lui non ha mollato, i risultati gli hanno dato ragione, e condivido in pieno il ragionamento che faceva Walter, ipotizzando un futuro da protagonista la prossima stagione per quanto concerne gli uomini che verranno guidati ancora da Giovanni Stroppa. Il Crotone riparte da basi solide, ha le idee chiare, non ha fretta sul mercato, i propri calciatori, qualora dovessero andare via, verranno pagati quanto il Crotone chiede. C'è stata una richiesta di informazione da parte di Perugia e Brescia per Benali, al momento non sono arrivate proposte convincenti per Juan Cosimi, e per quanto riguarda invece gli altri ruoli che il Crotone deve riscontrare da regalare a Giovanni Stroppa, altri centrali oltre Curado, Jansen e il promesso sposo ormai Bellodi dal Milan, prestito con diritto di riscatto e controriscatto per il classe 2000 che ha rinnovato fino al 2023 l'accordo con il Milan, ma il Crotone ha chiara l'impostazione di squadra che il prossimo anno andrà senza dubbio a dare battaglia a tutte le formazioni per cercare quantomeno di arrivare il più in alto possibile. Andiamo a vedere anche la grafica che riguarda il Crotone, così insomma chiudiamo il quadro delle calabresi di Serie B. Appena la regia è pronta, Luca Chito in regia ci fa vedere proprio un colosso per Stroppa, il difensore olandese che è in opzione concreta per la difesa pitagorica. Sì, calciatore, lo ribadiamo per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso, svincolato, classe 1994, un nome che intriga particolarmente la dirigenza pitagorica. C'è anche il Benevento, c'è stato anche un sondaggio per il Lecce, ma oggi il Crotone in vantaggio sulla concorrenza e potrebbe chiudersi questa trattativa anche a sorpresa a stretto giro di posta. Ribadiamo, sulla falsariga di Rutten il Crotone potrebbe pescare nuovamente all'estero in attesa dell'ufficialità di Bellodi, in attesa dell'ufficialità di Curado e in attesa dell'ufficialità anche per quel che riguarda Mustacchio per la fascia destra. Adesso vi chiedo una cosa un po' strana, perché attenzione, ci dobbiamo spaventare. Mi hanno mandato un messaggio via Facebook, volevano sapere se è possibile che il Lecce possa giocare a Crotone, perché sappiamo che ancora insomma c'è questa tecnologia nuova che... Ce l'auguriamo.
come la pensa? Le persone purtroppo, purtroppo per fortuna fanno questo tipo vogliono queste informazioni perché vogliono regolarsi se in caso poter andare a vedere in base al calendario qualche grande squadra anche qui in Calabria. Prego. Non lo so, magari ci sono le condizioni per andare a giocare io mi chiedo se ci sono problemi a Lecce, che comunque è un impianto, non lo so, probabilmente uno pensa dice, magari vicino potrebbe andare a Napoli, non lo so, è una domanda alla quale sinceramente non è semplice rispondere. La certezza è senza dubbio che la gente ha voglia di grande calcio, certo. Questa mi sembra abbastanza ovvio. Comunque il Crotone società, il Crotone comune ha dato piena disponibilità qualora il Lecce comunque avesse bisogno dell'impianto calabrese. Ci auguriamo chiaramente, qualora fossimo in Calabria, di godere di uno spettacolo, che so, Lecce-Juventus alla prima giornata. Mi pare che nel momento che si faccia l'iscrizione bisogna indicare già un quindi ancora secondo. Credo che alla fine Lecce, immaginati, ritorna in Serie A e credo che risolveranno i problemi. Certo, ce l'auguriamo. Anche perché se no farebbero come ha fatto il Crotone qualche anno fa, insomma. Sì. Ma lì era una situazione dove c'erano addirittura lavori importanti, altri problemi. Stavano rifacendo tutta la struttura, le nuove normative, era un periodo un pochettino diverso rispetto a quello attuale. Credo che il Lecce alla fine giocherà al Via del Mare. Nel proprio stadio, certo. Invece il Perugia, che è scatenato, tornando proprio alla Serie B, leggevo adesso proprio su Tutto B che insomma si pensa all'attaccante Iemmello. No, Iemmello era vicino 2 settimane fa quando ne abbiamo parlato, è arrivato anche il famoso momento di chiudere della stretta finale. In questo caso un altro colpo a cui il Perugia sta lavorando, e sarebbero senza dubbio 2 colpi pesanti, in questo caso colpi, perché Iemmello è uno di quegli attaccanti che ha dimostrato, se sta bene, di poter fare la differenza con Di Chiara per la fascia destra. Il colpo di giornata l'ha messo a segno l'Ascoli prendendo in prestito dal Sassuolo Scamacca. Venerdì le visite mediche, mentre Zappella ha firmato quasi a sorpresa in un blitz per il Piacenza. Il Pordenone ufficializzato di Gregorio, è arrivata la firma, ne abbiamo parlato, arriverà l'ufficialità anche per Camporese in difesa e per Strizzolo in attacco. Il Pordenone che si è inserito anche nella corsa per Baraie che, come abbiamo spiegato ieri, non ha assolutamente nessuna fretta di decidere il suo futuro, ha almeno 3 richieste dalla cadetteria, una dal Cosenza, una dal Pordenone, un'altra formazione che ha preso informazioni, mentre al Chievo Verona può tornare Simone Bentivoglio, una vecchia conoscenza del club clivense, attualmente affidato a Michele Marcolini, mentre è arrivata anche l'ufficialità per l'arrivo del figlio d'arte Luca Ravanelli, che prosegue la sua avventura in cadetteria accasandosi alla Cremonese, mentre è fatta per Craghe e la Benevento, Munari è una nuova idea del Pisa, mentre Verona e Pescara sono su Vlahovic della Fiorentina. Il mercato di Serie B è sempre più caldo, nonostante le squadre calabresi in questo momento vadano un po' a corrente alternata, le altre formazioni si rinforzano, e come? Ad esempio il Pescara, che ha messo le mani su Palmiero da un po' di tempo, Trajkovski, che si libererà dal Palermo, sarà un nuovo calciatore dello Sporting Lisbona, si attende anche l'ufficialità per Nestorowski e Iaialo dal Palermo all'Udinese. Vibrante il mercato di Serie B, mai come in questi giorni. E poi c'è una clip, Attilio, che vogliamo mostrare prima di ovviamente fermarci per una pausa pubblicitaria, che riguarda un calciatore, un figlio d'arte, un nipote d'arte, un po' tutto. Figlio d'arte, nipote d'arte, però credo sia arrivato il momento di gustarcelo. You go and can't, without remorse, without heart. In your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You always being bad. That use all my love, use all my time, use all my heart. You begging me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. You begging me to come out with you. Di Maldini ne parliamo tra pochissimo, ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
Seconda parte di Qui Mercato, ci siamo lasciati con la clip che riguardava Maldini, il figlio e il nipote d'arte. Maldini che è stato accostato a Tilio molto spesso al Crotone. È stato accostato al Crotone, ma non abbiamo avuto sinceramente molti riscontri su questa pista. È certo che il Crotone è un asse aperto con il Milan, vedi Bellodi, vedi l'interesse per Gabbia, ma non ci risultano trattative imminenti alla chiusura per il figlio d'arte e nipote. Ma è chiaro che quando si risente, come giustamente facevi indicare tu Anna, il nome e il cognome Maldini, una lucina si accende nella mente ricordando le gesta di papà Paolo, attualmente che ha un compito forse più arduo, certo, di risollevare le sorti del Milan, e di nonno Cesare, che hanno scritto senza ombra di dubbio la storia del calcio italiano e non solo. Questo Maldini mi sembra un Maldini più buono, almeno rispetto all'altro, al fratello di... Sì. Il difensore. Ha un po' le stigmate del predestinato, guardando come calcia, come imposta, come le idee che dimostra di avere ogni qualvolta viene chiamato in causa. Il Milan ha fiducia in lui, però è chiaro che un pizzico di conflitto di interesse giovane, sì, anno è? dovrebbe essere un o 98-2000 no, se non ricordo male. È chiaro che un pizzico di conflitto di interesse secondo me c'è, visto che la decisione su dove mandare a giocare il figlio spetta al papà. Però lasciamoci stare, senza dubbio al momento non è una di quelle scelte che al momento fa comunque andare da una certa parte in una certa direzione il Milan. È un'operazione, sarebbe un'operazione sicuramente non rilevante. Lasciamo la Serie B, parliamo Walter di Serie C. Innanzitutto questo... tu conosci bene, c'è un allenatore che si è accasato alla propria casa madre, possiamo dire così, mister Toscano, che insomma cercherà di portare in alto le sorti di questa regina, che possiamo dire che l'anno scorso ha fatto anche bene dall'arrivo del nuovo patron, insomma una serie di acquisti, si puntava a fare qualcosina in più, però giustamente era un anno di rodaggio, possiamo dire così. È chiaro che per ottenere grandi risultati c'è bisogno intanto di una grande società, c'è bisogno di una grande organizzazione, vederla dall'esterno si ha l'impressione che la nuova proprietà stia indirizzando la gestione del club verso questa direzione che è quella giusta. Per Toscano è un ritorno in Calabria, ma soprattutto un ritorno a casa, perché lui è reggino, sì, lui lì ha cominciato a giocare, lui è cresciuto calcisticamente anche da quelle parti. Sai, non è mai facile, poi se non ricordo male credo che non so dopo quanti anni un reggino, si parla di cose che forse noi nemmeno eravamo nati, che un altro reggino aveva guidato appunto la squadra Amaranto. Non è facile perché quando sei a casa tua poi per come vieni accolto bene, magari ai primi intoppi sei il primo al quale viene puntato il dito. Però sai, lui conosce molto bene l'ambiente, conosce molto bene ormai questa categoria, poi credo che attorno abbia anche persone tipo Taibi, che comunque sì, l'ambiente Regina lo conosce pure lui molto bene. Certo. Se ci sarà la giusta compattezza tra tutte le componenti, credo che Mimmo Toscano possa fare bene anche con la squadra della sua città, e su questo lo voglio dire che qualsiasi tipo di risultato dovesse ottenere come dire, è il doppio rispetto a quello che avrebbe fatto in una squadra in modo normale, perché ripeto, non è mai facile. Non è facile. Noi facciamo ovviamente l'in bocca al lupo a mister Mimmo Toscano, che abbiamo avuto modo, sì, credo che, anzi no, a Cosenza è sbocciato come allenatore, ha cominciato dopo la parentesi che aveva fatto nelle giovanili del Rende, e a Cosenza che ha cominciato la carriera di allenatore tra Serie D, C2, ha vinto 2 campionati, per cui
è una di quelle figure che da queste parti difficilmente si dimenticano, Certo. ed è giusto che da parte nostra vada il migliore augurio Sì. per una grande stagione. E poi c'è un po' anche il, come dire, il pubblico che è entusiasta a Reggio, perché abbiamo visto l'apertura dello Ma stadio. guarda, credo che la partita con il Monopoli, se non ricordo male, sia stata la fotografia di quella che è poi alla fine, no? È stato il percorso della Regina in un campionato molto anonimo, partito con determinate ambizioni, poi si sono succedute tutta una serie di situazioni. Poi nel calcio alla fine sono i risultati quello che fanno la differenza. È arrivato questo Presidente, ha portato entusiasmo, sta facendo cose importanti, perché comunque anche a livello organizzativo, come dicevo prima, è fondamentale, a livello di immagine, sta creando i presupposti affinché si possa strutturare una società che comunque, non dimentichiamo, parliamo della Regina, che fino a qualche anno fa, prima che si verificasse quello che è accaduto, era un po' il punto di riferimento del calcio calabrese, la Serie A, il centro di Sant'Agata. Peccato che nessuno, e sottolineo nessuno, abbia mai seguito quell'esempio. Nel piccolo, ma nel piccolo mi pare di capire che questa idea di costruire una società con attorno strutture ce l'abbia il Rende qua in Serie C. So che si sta lavorando verso questa direzione, anche se siamo ancora nella fase embrionale. Io credo che una società che voglia costruire un grande futuro deve prima pensare a costruirsi una struttura, le basi, per poi, anche perché oggi mi pare di capire che ci sono sempre meno avventurieri, quei pochi avventurieri che arrivano nel calcio purtroppo hanno vita breve, basta vedere il Palermo, basta vedere quello che è successo a Foggia stesso e in altre realtà. Ma se poi vai a fare delle analisi, le società più forti sono quelle che ormai da anni hanno la stessa proprietà, proseguono con la stessa proprietà. Ecco, è una parentesi che apro e chiudo velocemente senza andare a toccare la suscettibilità di nessuno. Se Guarascio cominciasse ad inquadrare questa situazione, ci sono le condizioni affinché lui possa fare calcio, anche business, perché è inutile che ci nascondiamo dietro a un dito. Il calcio è un'azienda, e un'azienda significa uguale business. Il business comincia dalle fondamenta, ma per fare business bisogna investire. Tu pensa se il Cosenza oggi avesse una propria struttura, le scuole calcio, il settore giovanile fatto come andrebbe fatto. Cioè io non dico chissà che cosa, ma basta che uscirebbero fuori un paio di calciatori, recuperi è alla grande l'investimento iniziale. Ecco perché dico che l'esempio Regina, di quando era Regina, purtroppo in Calabria non l'ha seguito nessuno. Anche se il Presidente Gallo punta adesso alla riqualificazione del centro. Ma è una delle prime cose che ha fatto, riprendendo il Sant'Agata e dando, come dicevamo prima, anche un'immagine alla società. Vabbè, il pullman, però ha fatto il pullman. No, ma secondo me chi critica il Presidente Gallo è un pazzo. In questo obiettivamente, perché in pochi mesi rivedere la Regina, anzi rivedere Reggio, che era una città depressa, fatti alla mano, riaccesa improvvisamente di gioia, e il centro sportivo Sant'Agata, e la web tv, e la scelta di un allenatore prima sicuramente di categoria, poi le cose legittimamente possono andare verso un'altra direzione, ma Massimo Drago è un allenatore che ha dimostrato di poter incidere anche in Serie B. In Serie C poi non è andata come tutti si aspettavano, ma la scelta di Mimmo Toscano, l'incidenza di Mimmo Toscano all'interno della costruzione della rosa, l'asset societario, il centro sportivo Sant'Agata lo abbiamo detto, il pullman, l'inno, il marchio, a mio avviso ce ne fossero di presidenti Gallo in tutta la Calabria, in tutto il sud Italia e in tutta Italia, con questa progettualità in grado di poter colmare probabilmente il gap con altre formazioni in pochi mesi praticamente. Al punto del calciomercato come siamo? Priorità la difesa, l'abbiamo detto ieri, la Regina vuole portare avanti 3 nomi da regalare a Mimmo Toscano, un altro che dalle parti di Cosenza si ricordano perfettamente, che è Blondet, che si è liberato a parametro zero dalla Casertana, aspetta il via libera definitivo dalla Ternana per Bergamelli, e in arrivo anche il terzo difensore, che non dovrebbe essere Rondanini, ne abbiamo parlato ieri, con una Regina sempre scatenata. Poi
spazio all'attaccante, anche qui idee abbastanza chiare, con la partenza già messa in preventivo di uno dei colpi di punta dello scorsa sessione di calciomercato di gennaio, Baclé in uscita, anche se al momento il Monopoli non ha soddisfatto, da quanto ci risulta, la Regina con un'offerta congrua, e quindi anche in questo caso un bomber di categoria, ma un bomber che non abbia solamente il nome, ma un po' sulla falsariga della costruzione della rosa, calciatori che hanno un certo tipo di fame, soldati a disposizione del comandante, del generale Mimmo Toscani. Walter, Io a prima proposito sì. di Regina mi voglio inserire in questo argomento su Baclé. Sì. Io penso che l'ingaggio, anzi l'acquisto, perché lo hanno pagato a Baclé, lo hanno pagato il cartellino di Baclé a Reggio Calabria, sia stato presentato nel modo sbagliato. Io credo che Baclé, in una squadra che ambisce a fare un campionato di vertice, Sì. sia uno di quei calciatori che in un organico ci stanno bene, perché anche se non ha la garanzia di giocare da titolare, ha la capacità di incidere a partita in corso. Sì. Io invito tutti questi grandi intenditori di calcio, perché noi siamo, di andarsi a rivedere la stagione di Baclé, l'ultima stagione di Baclé a Cosenza. Ma credo che gliene abbiano dette di tutti i colori prima che si arrivasse alla mitica Piazza Fe, eccetera, eccetera. Baclé è diventato decisivo quando poi a partita in corso ti ha cambiato le partite. Quindi io prima di liberarmi così di Baclé, dice Baclé è un peso perché vado a prendere un altro attaccante, ci penserei due volte, perché io ritengo che in un organico ci siano quei calciatori che sono importanti perché sono importanti, sono i pilastri, eccetera, eccetera. Però poi c'è il contorno che è fondamentale. Quei calciatori che magari ti riescono a cambiare il volto di una partita anche negli ultimi 10 minuti. Anche perché Baclé è stato accostato a Tilio molto spesso a Catanzaro, però insomma, ultimamente questa voce un po' è andata a scemare. No, a Catanzaro, per dire la verità, sono stati accostati oltre 27 centravanti, tutti i centravanti della categoria, da Eusepi fino a Marotta, però il Catanzaro in realtà non ha scelto su quale centravanti ancora concentrarsi, ma anche sotto questo punto di vista l'identikit e le basi sono state già gettati. Per quanto concerne invece sempre la Regina ha definito in questi minuti l'arrivo di un altro difensore individuato nel pacchetto dei famosi tre con Bergamelli e Blondet, fatta per Bertoncini in arrivo dalla Piacenza. Walter, tu dicevi prima del Rende, parlavi proprio dell'esempio da seguire perché il Rende vuole puntare... Sta cercando di fare un progetto verso quella direzione. Quest'anno però è molto complicato poter cercare di fare la voce grossa, ne abbiamo parlato, è un progetto che sarebbe sicuramente stimolante, perché riconfermarsi nuovamente vorrebbe dire realmente un nuovo miracolo sportivo ed avere una progettualità non comune in Calabria, una sfida sicuramente per pochi. Ci auguriamo per il Rende che possa vincere questa scommessa. Ha scelto Andreoli, Walter, ha detto il Presidente, insomma noi siamo un Rende a chilometri zero, perché puntano, possiamo dire, alle, non bellezze, come dire, alle risorse del territorio. Alle risorse, sì. Guarda, forse... Allora, degli allenatori che negli ultimi anni sono stati sulla panchina del Rende, probabilmente quello che ha più esperienze è proprio Angelo Andreoli. È chiaro che da allenatore arriva con una carriera fatta prevalentemente nei campionati dilettantistici. Sì, nei campi polverosi. Nei campi polverosi della nostra bella provincia, come li definivamo nel linguaggio antico del giornalismo. Però è chiaro che se uno andasse a soffermarsi sotto questo aspetto, tra l'altro dal punto di vista sportivo è reduce da una retrocessione ad Acri, ma lì secondo me nemmeno se avessero messo assieme San Pio e Sant'Umile sarebbero riusciti al miracolo della salvezza, a parte la battuta che chiedo scusa se qualcuno magari la può interpretare nel modo sbagliato. Però Andreoli è l'ennesima scommessa di una società che negli ultimi anni un po' tutti ripetevamo le stesse cose, ma il Rende sarà difficile, sarà dura, poi alla fine
L'obiettivo sì, ricordo. anche con Trocini quando si cominciò, poi è stato sempre un crescendo di obiettivi. È chiaro che in una situazione del genere, se vai ad inserire quei calciatori giusti, i giovani giusti e la gente esperta giusta, alla fine ha un grande vantaggio rispetto alle altre società. È un ambiente dove non ci sono grosse pressioni, dove puoi lavorare con tutta tranquillità, puoi gestire, puoi investire, puoi studiare, tranquillo, non c'è l'assillo del risultato ad ogni costo. Poi è chiaro che se inneschi la stagione negativa, poi si fa dura per tutti in quel caso lì. Però noi siamo fiduciosi perché il Rende ci ha abituati, insomma, sempre... Alla fine poi riescono a tirare fuori quello che è il loro obiettivo. Il coniglio dal cilindro, cappello. no? La salvezza. Sì. Allora, dovremmo avere in collegamento telefonico Alfonso Morrone, buon pomeriggio, grazie per essere nostro ospite. Grazie a voi, buon pomeriggio a voi. Allora, Attilio, il nostro ospite di oggi. Un ospite sicuramente con cui possiamo approfondire diverse tematiche, in particolare quella dei famosi dilettanti allo sbaraglio. L'Adicosp, in questo senso, mai come nelle ultime settimane, chiede alla Federazione di vigilare sui famosi dilettanti allo sbaraglio, i faccendieri che sempre di più sono in voga nel mondo del calcio, e di tutelare i direttori sportivi, quelli veri, quelli certificati. È così, Presidente? Sì, alla federazione un invito. Io già diverse volte, e l'ho fatto anche negli ultimi giorni, alla Procura federale, perché poi è colei che è delegata alle indagini, e sicuramente nel prossimo calciomercato ci saranno ancora più controlli più rigidi. Le società devono iniziare a pensare di prendere gente abilitate, i faccendieri, i facenti funzioni non fanno parte di questo tempio, i mercanti fuori dal tempio, altrimenti il caso bla bla bla. E purtroppo, ahimè, i primi responsabili sono i presidenti, perché i presidenti, se vanno all'ospedale, si fanno operare dagli infermieri o dai chirurghi. Assolutamente. Svestiamo per un attimo i panni da presidente, Alfonso, rimettiamo Prego. quello da direttore, forse più consono per la tua storia professionale. Mi permetto di darti del tu. Come inquadri? Io sono orgoglioso di far parte dei vecchi presidenti dell'Adicos, e poi la mia storia calcistica, bella o brutta quale sia, sono un direttore, quindi mi svesto da di presidente e ora ci mettiamo i panni da direttore. Assolutamente. Come inquadra la nascita della nuova Serie C? A suo avviso sarà una Serie C nuovamente territorialmente, con gironi territoriali, nord, centro, sud, oppure, come ha anche annunciato il presidente Ghirelli ai nostri microfoni, sarà una Serie C con i gironi misti? Io normalmente si guarda anche la possibilità di far risparmiare su quanto riguarda le spese di viaggio, ma poi vai a vedere, insomma, se la Viterbese va a giocare a Trapani, non vedo perché il Trapani non possa andare a giocare anche a Bergamo, insomma. Ma questo è il mio modestissimo parere, il mio pensiero, quando si è calcio professionistico, siamo professionisti, e il calcio professionistico è un campionato nazionale, quindi secondo me ben venga Monza uguale Olzio, perché quando ci fa comodo siamo professionisti, quando non ci fa comodo dobbiamo risparmiare. Il calcio deve fare chi ha una solidità economica, chi ha le potenzialità per fare calcio professionisti, altrimenti c'è l'eccellenza, la promozione, la prima categoria. Alfonso, una Serie C che è costellata fino a questo momento di corazzate, Bari, Monza. Come si inquadrano queste realtà in un campionato che allo stesso tempo, dove si intravedono realtà dove si sa fare calcio ma con la forza delle idee? Si rischia, a tuo avviso, anche di falsare il campionato per certi versi? No, perché abbiamo visto in Serie A Benevento-Juventus, Frosinone-Inter, perché non può essere, che ne so, Sigua Leonzio Bari, anzi secondo me le grandi piazze non fanno altro che arricchire questo campionato, perché poi il campionato dei campanili, il campionato dei comuni, quindi dove bene o male copre tutto l'intero territorio nazionale, quindi io sono favorevole. Le nobili decadute, mettiamole così, che sicuramente meriterebbero altri palcoscenici,
arricchiscono ancora di più un campionato, quello di Serie C, sempre più interessante in anno, dove il pronostico non è mai scontato. Grazie Presidente per essere stato nostro ospite, la ringraziamo. Prego. E buon lavoro. Altrettanto, arrivederci, salve. Allora Attilio, prima di chiudere, perché abbiamo pochissimi minuti, andiamo a vedere una clip che riguarda anche un giocatore importante, questa volta però in campionati grossi come la Serie A. Andiamo a vederla insieme. Tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Questo l'abbiamo visto a Gervigno. Nel vero senso della parola, Gervigno uomo mercato, brevemente, visto che siamo in chiusura, piace molto ad Antonio Conte per l'Inter, affascina anche la Fiorentina e a 3 proposte dalla Turchia il Parma si prepara all'ennesima plusvalenza targata Daniele Faggiani. A Valtteri invece in chiusura volevo chiedere proprio di questo calciomercato di Serie A, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, sono tornati tanti allenatori italiani, quindi vuol dire che il calcio italiano continua ad affascinare. Ma il calcio italiano purtroppo magari questi che tornano dall'estero, chissà, ci porteranno soprattutto dall'Inghilterra, che non tanto i risultati, ma a me piace molto la mentalità del calcio inglese, per cui magari se riuscissero a trasferire questo sarebbe un passo in avanti molto importante. È chiaro che parliamo di un top come Conte, parliamo di un, nonostante l'età, emergente, perché comunque è vero che ho sentito molte tifose del Napoli, gli auguriamo di vincere quanto ha vinto a Napoli, però forse ci si dimentica a Napoli che fino a prima che arrivasse Sarri il secondo posto è sempre stato quasi una chimera. Certo. Grazie a Sarri sono stati fatti addirittura i record dei punti. Lo so, è vero, non hanno vinto niente, però credo che abbia messo le basi per poter adesso veramente, grazie a Carlo Ancelotti, io ritengo che ad oggi il Napoli, credo che al momento, così come sono le cose, poi se dovesse prendere anche Icardi, credo che sia la prima vera antagonista della Juventus. Per il resto poi dal punto di vista tattico credo che in Italia ci siano in assoluto i migliori allenatori, anche se il mio preferito rimane il mitico Jürgen Klopp, che mi auguro un giorno di vedere in Italia. Dello stesso parere magari qualcuno ci ha pensato già in questa stagione. Guarda, te lo posso dire una cosa, per come vedo il calcio dall'esterno, se in Italia ci fosse stato ancora un presidente come Moratti, Klopp quest'anno sarebbe stato in Italia. Ci lasciamo con questo dubbio atletico, con no? questo interrogativo, chissà se un domani Klopp arriverà. Proveremo a chiederglielo al Presidente Moratti, magari ci riusciamo. Magari ci riusciamo, perché magari ci arriviamo, che ne sa. E poi c'è ovviamente questa Juve che insomma il mercato siamo in chiusura. Luca ci manda già la sigla in sottofondo. Grazie a Walter Leone per essere stato con noi. Ad Attilio lo ritroverete domani sempre qui sul Grazie, a domani, ma rettifichiamo, Daniel Maldini è un 2001, né un 98 né un 2000. A domani con tempi supplementari alle 21. Ciao. Grazie a tutti, arrivederci. Diremo pure ad Eva che un morso alla mela ti cambia la carriera ora. Mordi Eva e lasciami ballare tutta l'estate, quando il sole sale sento la pelle urlare. Il cambiamento sotto una luna nuova, da una finestra suona la musica che fa.
solo che dentro di me c'è un vento che porterà via. Dite ad Adamo che senza peccato chiudi la busta Maria. Scappo da questo motel, questa casa non è più la mia. Ho imparato con occhi diversi che sotto la pelle restiamo noi stessi. Che l'estate ad un passo da me, che l'estate non fa per te, che l'estate ad un passo da chi sa sognare come me. E lasciami ballare tutta l'estate, quando il sole sale sento la pelle urlare. Cambiamento sotto una luna nuova, da una finestra suona la musica che fa. Diremo pure ad Eva che un morso alla mela ti cambia la carriera.